Ennesime spaccate in pieno centro a Mestre, cresce la tensione fra i commercianti. Martedì scorso, verso le 4 della mattina, un colpo è stato messo a segno in via Calle del Sale, presso un negozio di tatuaggi. I malviventi sono riusciti a forzare la porta del negozio, rubando il fondo cassa di 50 euro e un telefono. Consistenti danni materiali. In via Brenta Vecchia, pochi minuti prima, a fianco al museo M9, due uomini incappucciati hanno tentato una spaccata in un negozio di cosmetica. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, i due ladri, sebbene siano riusciti a rompere il vetro della porta d'entrata, non sono riusciti a sfondare la porta. Qui la situazione è, non ci sentiamo ovviamente tutelati da nessuno, cioè nel senso ci sentiamo veramente da soli e qua pian piano tutti andranno a chiudere. Questo perché? Perché dei danni del genere hanno un costo e quindi bisogna avere dei soldi ovviamente per investirli ancora. Abbiamo paura perché dobbiamo chiudersi dentro, qui spacciano in tutti gli orari, quindi non si fanno proprio problemi, passano, se la passano così tranquillamente. Questo negozio, solo 6 mesi prima, aveva subito un furto consistente di materiale. Siamo all'incirca dei 4.000-6.000 euro, abbiamo avuto dei danni, quindi per un negozio così è comunque importante, ecco. E quindi chiediamo assolutamente aiuto, ma veramente aiuto, perché così non si può andare avanti, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Un altro furto per le titolari Deborah e Diane potrebbe significare la chiusura dell'attività. Più controlli, perché se andiamo avanti così dobbiamo chiudere. L'amarezza e il disagio è in aumento fra i commercianti, tanto da spingerli in strada per un corteo di protesta domani pomeriggio alle 18:30 a Mestre. Si prevede un grande afflusso di partecipanti, saranno oltre una settantina le associazioni presenti alla manifestazione per chiedere più sicurezza e controlli.